Eder. Mech. Pallister. Sono tornata oggi 5 gennaio, sono Iva la fruttivendola di via San Cilino. Lunedì 3 gennaio sono stata contattata direttamente nel mio negozio da un giornalista alto e calvo, credo di Trieste. Il giorno dopo sono venuti in negozio tanti giornalisti. A tutti questi giornalisti ho raccontato le stesse cose che ho raccontato a voi, non ci sono stati ulteriori particolari in mio possesso che io abbia riferito a loro. Un giornalista insisteva per sapere se la signora aveva con sé la borsetta. Sulla donna che io ho visto non ho notato niente di colore chiaro, quel giorno era nuvoloso, era mattina e non c'era assai chiaro fuori. Potrei dire che aveva una giacca blu scuro, che ho detto anche al suo collega, e aveva pantaloni scuri. L'unica cosa che posso aggiungere è che la donna che ho visto aveva il collo della giacca alzato e chiuso con la cerniera fino a sopra. Aveva il collo ben coperto. Ricordo che indossava una mascherina di colore chiaro. Non portava berretto, gli occhiali non mi ricordo, ma sicuramente mi è rimasto impresso che aveva il ciuffo chiaro sui capelli, come nella foto che c'era sul giornale di Trieste. Sono sicura del giorno e dell'ora del mio avvistamento. Io mi ricordo che lunedì 13 la mattina ero molto incasinata con il lavoro, per questo ho sicuramente escluso quel giorno. Martedì 14 ero contenta di aver finito presto i lavori preparatori della mattina in negozio, pronta ad accogliere i clienti con calma. Quando ho visto la notizia sul giornale sabato 18 dicembre ho subito detto: ma io ho visto questa signora questa settimana, e quindi ho fatto mente locale su che giorno potevo aver visto la signora. Dopo mi sono ricordata che era proprio quel giorno in cui ero contenta per aver sistemato tutto bene presto in negozio, quindi il 14 dicembre. Ricordo di aver visto passare la signora, che ho riconosciuto perché è una mia cliente. Ho il negozio da 9 anni, la signora non veniva spesso, però in tanti anni è venuta tante volte. Ricordo che d'estate veniva spesso a comprare della frutta per fare la macedonia al marito, così lei diceva. Nominava spesso il marito. Ho visto passare la signora davanti al negozio percorrendo il marciapiede ed era diretta verso la piazza Gioberti, dove ci sono gli autobus. Ho visto solo il fianco destro della signora, camminavano molto veloce, altrimenti non avrei notato il ciuffo chiaro di capelli. Ricordo di aver pensato che sembrasse triste o pensierosa e che era vestita tutta di scuro. Mi è rimasto impresso questo particolare, questa sensazione che fosse triste. Aveva lo sguardo rivolto verso il basso, per questo ho notato il ciuffetto chiaro di capelli. Mi ricordo che mi ero anche sporta leggermente dopo aver notato il ciuffo bianco e l'ho ricollegato alla signora Liliana. La signora era da sola. Non ho notato borse, però ribadisco che ho visto solo il suo fianco destro. Nel momento in cui ho notato passare la signora in negozio non avevo clienti. Per quanto riguarda l'ora penso che fosse più verso le 8:30, ma ora è passato un po' di tempo per cui non riesco ad essere più precisa. Ricordo che nel momento in cui è passata la signora per la strada non c'era nessun altro che passava. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.